Buonasera, benvenute, benvenuti all'atteso evento con protagonista Pier Giorgio Pulici col suo nuovo romanzo L'uomo dagli occhi tristi. Benvenuto Pier Giorgio, grazie. Un ringraziamento anche a Paola Pilia che dialogherà con lui, soprattutto al Cinema Odissea, grazie ai quali insomma siamo qua in questo posto così accogliente. Prima di lasciare la parola a Paola e Pier Giorgio, ringrazio anche la libreria Miele Amaro che avete già preso d'assalto. Vorrei annunciarvi il prossimo evento di Entula, che è dopodomani, quindi giovedì 28, alla sala conferenze dell'ospedale oncologico con Luciana Murru che presenta l'altra metà della cura. Dalla location che abbiamo scelto potete immaginare qual è il tema. È un libro molto importante che parla proprio dell'importanza anche dell'affiancamento psicologico ai pazienti, ai parenti, ai familiari e agli operatori sanitari che hanno a che fare con chi riceve una diagnosi molto molto dura. Quindi spero di vedervi così numerosi anche giovedì. Lascio la parola a Pier Giorgio e Paola e vi ringrazio. Grazie Francesca, un saluto a tutti, benvenuti. Pier Giorgio Pulici, è sempre un piacere presentare i libri di Pier Giorgio, questo è decisamente l'evento di fine estate, attesissimo. Quando hanno saputo che presentavo questo libro mi ha chiamato un sacco di gente, non vedeva l'ora che uscisse il libro, che è uscito proprio oggi, quindi immagino che in pochi l'abbiate già letto, almeno che qualcuno sì, ho già letto nei commenti di Facebook, sì, c'è qualcuno che non ha resistito appena l'ha avuto in mano e ha iniziato a leggerlo. È successo così anche a me. Devo dirti Pier Giorgio che l'ho letto in Ogliastra, vicino al Parco Eolico di Ulassai e a 2 passi dalla Marina di Cardedo, che sono dei luoghi che sono raccontati in questo libro di cui parliamo oggi, L'uomo dagli occhi tristi, che ha tanti temi importanti dentro, ne parleremo piano piano. Intanto è l'8º canto del male, dentro ci sono personaggi che abbiamo incontrato tante volte, un libro che parte, una storia che parte poche ore da quando finisce Per un'ora d'amore. Si parla di, come vi dicevo, di tante cose, ma si parla soprattutto di infiltrazioni mafiose in Sardegna, soprattutto legata alle energie rinnovabili, all'eolico, un tema attualissimo di cui abbiamo letto tantissimo sui giornali, non solo in questo senso, ma legato molto anche al tema del paesaggio, ma anche in alcune inchieste giornalistiche legato alle infiltrazioni mafiose. Ovviamente c'è una storia appassionante, viene trovato un cadavere di un ragazzo che ha 17 anni, viene trovato vestito da donna, assassinato nella barca del sindaco, che è un personaggio molto influente, un personaggio politico molto influente che aspira a cariche importanti anche a livello regionale. E non vi racconteremo molto più di questo perché naturalmente non vogliamo spoilerare nulla. Io ho detto pochissimo, niente che non ci sia nelle prime pagine del libro. Pier Giorgio, come arrivi a questo tema? I tuoi libri hanno sempre un legame molto stretto con l'attualità, la scintilla in questo caso come è scattata? Intanto buonasera a tutti voi, grazie di cuore per essere qui così numerosi, grazie di cuore a Entula, Liberos, tutte le persone che hanno lavorato affinché questo incontro venisse, la libreria Miele Amaro e chiaramente Paola che è così carina e generosa da dialogare con me. Ti confesso Paola che non è semplicissimo fare questa presentazione in virtù delle numerose minacce di morte che ho ricevuto da diverse persone qua davanti a me che mi hanno detto non devi dire nulla, devi salutare, firmare e tornare a casa. Quindi mi trovo in una situazione un po' scomoda perché erano piuttosto agguerriti nel minacciarmi. Io mi limito a dirti che sono arrivato a questa tematica, era da diversi anni che in realtà volevo raccontare un romanzo legato a quelle che un tempo si chiamavano ecomafie. Adesso la questione sta cambiando perché il business è diventato talmente grande, talmente ingente che è entrato totalmente nell'economia legale, nell'economia diciamo pulita, quindi è molto difficile anche distinguere quello che è sporco da quello che è pulito. Però nel caso specifico dell'eolico ci sono arrivato in virtù di una
ammonizione, di un suggerimento, di un ammonimento che ha dato il procuratore generale di Cagliari, quindi il magistrato più alto, diciamo, che abbiamo in Sardegna, che ha detto appunto che la Sardegna non è che, come tutti noi crediamo, perlomeno molte persone, soprattutto al di fuori dell'isola, ritengono essere un'isola totalmente impermeabile alle infiltrazioni mafiose. Lui, che è una persona che è stato comunque allievo di Falcone Borsellino, ha combattuto la mafia in diverse regioni, paventava il rischio delle infiltrazioni mafiose, soprattutto nel comparto della transizione energetica, quindi tutte le energie rinnovabili, e in modo particolare l'eolico, perché è un qualcosa che era già avvenuto in Sicilia, era già avvenuto in Calabria, era già avvenuto in Campania, quindi memore probabilmente di queste esperienze passate e di alcuni segnali visti sul territorio, aveva segnalato questo rischio. Quindi io sono partito da lì, affrontando un tema che sicuramente è molto caldo, molto divisivo. Io parto col dirvi che come cittadino sono sicuramente favorevole alla transizione energetica, al modo che abbiamo di vivere non è il più sostenibile per il nostro mondo, e quindi sicuramente noi dobbiamo arrivare a un modello più sostenibile in generale. Il problema, come sempre, è quando poi tu hai delle scadenze molto strette, quando hai delle pressioni che arrivano dall'Europa e ti chiedono di fare tutto velocemente, il rischio è sempre quello di subappaltare delle persone, tra virgolette, professioniste di questo settore, ed è difficile capire chi lo fa per il bene della comunità o chi lo fa invece soltanto per i propri interessi. E quindi ho iniziato a mettere Eva e Mara su quella pista. Poi il romanzo non parla solamente di questo, assolutamente un romanzo che in realtà forse parla addirittura più di maternità e di perdita che della transizione energetica o del malaffare. C'è un elemento thriller sicuramente molto forte ed è un po' il proseguimento ideale di Per un'ora d'amore, nel senso che si affrontano delle tematiche che in qualche modo sono tangenti, sono continue, e quindi li vedo un po' quasi come un'opera unica. Però, per rispondere alla tua domanda in estrema sintesi, sono partito dalle parole del procuratore generale della Corte d'Assise di Cagliari. Cosa comportano le infiltrazioni mafiose? Non nel libro, non lo possiamo dire, altrimenti le minacce di morte si estendono anche a me, però tu ovviamente hai studiato, no? Come fai sempre, perché sotto i tuoi libri c'è uno studio profondo dell'attualità. Cosa succede quando i poteri mafiosi arrivano nei territori e come cambiano anche i territori? Cioè, in questa presenza in cosa si vede? Dipende molto dal territorio, parlo di territorio sardo, quindi bisogna segmentare un po', cercare di isolare. Per esempio, ti faccio degli esempi, una cosa di cui non parla nessuno, perché forse ci vergogniamo, forse abbiamo difficoltà ad ammetterlo, è che Alghero, per esempio, è una città dove la camorra è molto molto presente. Sta iniziando addirittura a chiedere il pizzo, per dire. E quel fenomeno è dato in realtà, da quello che gli esperti del settore hanno individuato, dal fatto che molti detenuti al 41 bis a Bancali, molti dei parenti detenuti al 41 bis a Bancali, hanno un po' colonizzato quell'area, cioè anziché prendere sempre l'aereo per andare a trovare i parenti, hanno iniziato a comprarsi dei punti d'appoggio delle case e hanno visto che il territorio era vergine dal loro punto di vista, e quindi hanno iniziato a investire nel territorio, in attività turistiche, in ristoranti, in hotel, in oggetti, quelli che vedete tutto a €1, diciamo tutti esercizi commerciali dove c'è un cash flow molto, molto veloce, quindi un giro di contante molto veloce, dove tu puoi anche mandare degli scontrini falsi, anche a vuoto, senza spese. Quello ha contaminato sicuramente il territorio, nel senso che ha creato poi tutta una serie di dinamiche che sono proprie di altre regioni. E il fatto che noi non abbiamo come posso dire, degli anticorpi, perché per anni ci siamo illusi appunto che l'isola, essendo appunto isolata dal resto del continente, potesse essere
più controllabile delle forze dell'ordine. Invece in maniera subdola, anno dopo anno, Alghero è stata colonizzata. Cosa diversa è quella, per esempio, invece della transizione energetica, perché lì l'affare è molto più, è meno rischioso che andare a chiedere il pizzo o che mettere in piedi una larga impresa di ristoranti che riciclano di denaro sporco. Lì bisogna semplicemente avvalersi di facilitatori, gente che è una sorta di cinghia di trasmissione tra la politica e il business e infilarsi. E tutto il rischio è quasi inesistente, perché sono persone che fanno bene quel mestiere, hanno studiato per fare quel mestiere. Quindi è un tipo di criminalità silenziosa e bianca che tu non riesci nemmeno a identificare. Ed è per quello che il rischio, che le parole del procuratore generale erano così allarmanti, che lui diceva: se loro entrano e non riusciamo a fermarli prima, è praticamente impossibile poi liberarsene. Accade quello che è accaduto nelle altre regioni, dove l'economia nera, quella delle mafie, ha infiltrato talmente tanto l'economia bianca che ormai sono indistinguibili, non riesci più a capire quali sono le imprese sane e le imprese sporche. E quindi le povere Eva e Mara si trovano in mezzo a questa lotta di potere strana. Io stesso mi sono domandato, ecco, come due semplici poliziotte che partono da un caso di omicidio potessero confrontarsi con un potere così ampio, così al di sopra delle loro potenzialità. Perché ci sono Eva e Mara, in questo libro tornano Eva e Mara, seguiremo gli sviluppi psicologici, le evoluzioni dei loro personaggi, scopriremo anche qualche segreto che però non possiamo raccontarvi, naturalmente, sempre per lo stesso motivo. Il libro non è ambientato ad Alghero, ma è ambientato a Sarugi, un piccolo paese nell'Alta Ogliastra, dove c'è un parco eolico che rende anche molto bene e dove c'è un ambiente straordinario, c'è la natura assolutamente protagonista. All'Ogliastra e l'Alta Ogliastra come ci sei arrivato? Beh, io cerco in ogni romanzo di omaggiare delle parti della nostra isola che secondo me hanno potenzialità di far innamorare tanti lettori, non solo sardi, anzi soprattutto della penisola, addirittura fuori dai nostri confini nazionali. Quindi se nell'Isola delle Anime mi ero concentrato nel Regno delle Barbagie, in Un colpo al cuore era più legato invece a Cagliari, Stella di Mare, Sant'Elia, per un'ora d'amore un po' tutte le colline di Doglianova. Qui volevo raccontare un vero paradiso terrestre come l'Ogliastra e cercare di capire anche insieme ai lettori appunto quali erano i rischi poi del portare questa transizione in maniera così violenta senza avere bene chiaro in mente chi abbiamo davanti. Quindi c'è tutto un discorso anche sul territorio, e quel territorio è particolarmente vergine da una parte ed esposto ai venti, quindi è una delle zone più desiderate dalle multinazionali, e quindi volevo omaggiare da una parte il territorio, raccontare anche i rischi della bellezza di quel territorio. Vi verrà voglia di fare una vacanza al lago, anche se in certi momenti è molto inquietante, ma vi farà venire voglia di fare una vacanza al lago. Eva e Mara arrivano da Cagliari per indagare sull'omicidio perché appunto sono davanti a un caso particolarmente delicato per cui c'è bisogno di un'attenzione particolare. Le scopriamo anche fragili, molto fragili in questo libro, perché fanno i conti con il loro passato, con alcuni nodi irrisolti, con alcune cose che stanno cambiando e che le stanno mettendo a dura prova. Non possiamo raccontare molto, ma come sono cambiate, come sono cresciute Raisa e Croce? Allora, sono cresciute allora, è molto complesso rispondere, nel senso che tra di loro ci sono sempre stati dei non detti, dei segreti e delle questioni che non hanno mai affrontato. Per esempio, non hanno mai affrontato davvero la risoluzione del caso di Dolores Murgia. È come se avessero, soprattutto Mara, chiuso un armadio un po' dalla vergogna e non ha più pensato a quel delitto, mentre Eva ci ha pensato parecchio e vorrebbe riaprire quel caso. Questo dal punto di vista professionale.
Dal punto di vista personale, entrambe non si sono dette l'una con l'altra dei segreti importanti e ingombranti del loro passato e dei rapporti che hanno con Vito Strega. E ora che entrambe, chi ha letto Per un'ora d'amore lo sa, sono finite nel mirino di qualcuna, questa persona sta utilizzando quei segreti per metterle l'una contro l'altra. E quindi questa indagine che loro si trovano, in cui si trovano dentro, loro malgrado, le vedrà alleate fino a un certo punto, perché poi loro si troveranno in un territorio straniero, con minacce molto alte, parliamo di personaggi potenti, importanti, che ti possono rovinare la carriera e farti trasferire come schiavone ad Aosta in un non nulla, ma soprattutto si troveranno in mezzo una persona che sta cercando di dividerle. E quindi se una volta, se in Per un'ora d'amore o in Stella di mare, loro stavano diventando finalmente delle amiche vere, al di là della divisa, al di là del loro mestiere, qui le cose iniziano a diventare invece più fragili, il loro rapporto inizia a sfilacciarsi e bisogna capire se il caso verrà loro in aiuto oppure no. Prima ti ho detto che è un romanzo sulla maternità. È un triangolo quello della maternità. C'è la maternità della madre della vittima, che è un ragazzo di 17 anni che si chiama Michelangelo Esu. C'è la maternità di Mara, che si trova ad avere a che fare con una ragazzina preadolescente che sente però che ogni giorno la sta perdendo. Quindi ci sono delle tensioni familiari molto forti tra lei e sua figlia e soprattutto il suo odiatissimo ex marito. E poi c'è la maternità che non c'è più di Eva. Quindi a un certo punto queste tre persone, queste tre donne iniziano a parlarsi e bisogna capire però se quelle cose che si dicono le avvicinano ancora di più o al contrario le allontanano. È molto toccante il tema della maternità e anche come lo racconti. Sono tre punti di vista simili ma anche molto diversi tra loro, perché naturalmente c'è lo strazio della mamma di Michelangelo Esu, raccontato molto bene con alcuni dettagli nelle prime pagine del libro, in questa casa vuota che prima era animata, era anche piena, era disordinata, era piena di vita, che a un certo punto diventa triste, appunto si sente la mancanza, il vuoto totale della mancanza di questo figlio, ma è molto toccante anche il racconto di Eva e Mara. È singolare che riesca a farlo uno scrittore maschio, e perché, non so, come è maturato questo tema della maternità e anche come l'hai sviluppato, Pier Giorgio? È maturato tanti anni fa in realtà, perché i semi, diciamo, di questa tematica, di questo discorso sono presenti già nell'Isola delle Anime. L'Isola delle Anime è come se andasse in qualche modo a rielaborare delle tematiche che a noi sardi sono molto care, quella per esempio del fine vita, della pietas umana, di quanto tu devi essere fedele a te stesso o a te stesso quando hai dei figli, fino a dove si può spingere l'amore di una madre, l'amore di un padre, nel modo specifico l'amore di una madre. E pian piano, sai, nei romanzi ho provato a raccontare l'elaborazione, diciamo, di questa tematica da parte di Eva. Ogni romanzo è una fase in cui lei prova ad affrontare questa tematica, prova a risollevarsi, alcune volte ci riesce, alcune volte fa dei passi indietro. Non ne aveva mai parlato con Mara e non aveva idea che lei stesse affrontando delle cose che non sono sicuramente simili, ma che sono comunque molto conflittuali. Quindi sono due madri che però non sanno dell'essere madre l'una dell'altra, no? E quindi è molto emblematico anche del loro rapporto. Sono due persone che per quello che fanno tutti i giorni di mestiere sono abituate a mettere la propria vita l'una nelle mani dell'altra, ma non si sono mai dette delle cose che persone che magari si conoscono da 5 minuti si direbbero subito. Quindi questo era qualcosa che io avevo visto già dall'Isola delle Anime. Volevo raccontare la complessità dell'amicizia femminile
e a volte quanto è difficile in alcune professioni essere brave professionisti e al tempo stesso essere buone amiche, a volte è impossibile. Loro stanno affrontando nel corso dei romanzi questa trasformazione, questa metamorfosi. Sono due donne in continua evoluzione, questo di sicuro. A me affascinava come uomo capire la bellezza del rapporto che una madre ha con il proprio figlio, con la propria figlia, la diversità rispetto all'amore di un padre, e la proiezione anche di se stesse nel futuro, come donne, come madri, come nel caso di Mara, come donne che provano anche a rifarsi una vita avvicinandosi pericolosamente ai 50 anni, e quanto è complesso. Quindi erano tutte tematiche che avevo sfiorato nei romanzi precedenti o anche in un libro che si intitolava L'ira di Venere, però Eva e Mara erano personaggi perfetti per incarnare questa metamorfosi e raccontarla al meglio. Naturalmente il libro si può leggere anche se non avete letto gli altri, sempre così, giusto, Pier Giorgio? Assolutamente. Vi ritroverete facilmente, c'è anche Strega, però Strega c'è poco. Sì, che è un'altra delle minacce che ho ricevuto. No, grande delusione. No, Strega c'è molto, lo scoprirete. Allora, Strega è molto presente in realtà nel romanzo, nel senso che, non dico che è citato quasi a ogni pagina, ma più o meno. Sono presenti molto i suoi insegnamenti, perché comunque queste due poliziotte per un certo tratto della loro esperienza professionale hanno lavorato con Strega e lui ha insegnato loro un metodo di lavoro. Quindi questo metodo di lavoro verrà applicato da Eva e Mara in questa indagine così delicata. Strega è presente anche fisicamente all'interno del romanzo, ma questa era una storia più femminile. C'erano dei problemi che dovevano risolvere tra donne, gli uomini non erano contemplati in questa storia. Lui entra, ma entra in un momento in cui, come posso dire, loro fanno capire a questo criminologo, vice questore di polizia così geniale, all'apparenza così empatico, che i suoi problemi si sono rispecchiati su di loro, su Eva e Mara. E quindi c'è questa triangolazione strana che comporterà un riposizionamento della squadra. Attenzione, secondo me stiamo già dicendo troppissimo. Io sto inventando, in realtà è tutto falso. Non è vero nulla. Ovviamente non è vero nulla. Ci sono anche molti personaggi maschili. Nessuno ne esce benissimo dei personaggi maschili in questo libro. Per esempio il politico. A chi ti sei ispirato per raccontare il tuo politico? Così, A chi mi sono ispirato? Mi sono ispirato agli uomini di potere, in realtà, perché poi gli uomini di potere a seconda non è che cambi molto, il colore politico non va a cambiare, poi l'essenza del rapporto con il potere. Gli uomini di potere si assomigliano un po' tutti, nel senso che il potere alla fine ti ubriaca, è quasi impossibile che non avvenga. C'è chi lo gestisce meglio, l'imbriacatura, c'è chi si riprende in mezz'ora, c'è chi si riprende dopo 5 giorni. Daniele Enna è l'ex sindaco di questo paese che si chiama Sarugi, un paese immaginario, sebbene sia ispirato a diverse comunità di quel territorio, ma non volevo offendere nessuno, perché poi su alcuni temi ci sono andato pesante. E soprattutto volevo avere libertà nel raccontare a 360 gradi tutto il territorio, quindi il singolo comune mi avrebbe un po' tarpato le ali dal punto di vista descrittivo, narrativo, invece io volevo proprio che emergesse la bellezza dell'Ogliastra senza filtri. Questo politico è l'ex sindaco di questo piccolo paese, che però è molto attivo come paese nella transizione energetica, cioè ha già creato un parco eolico, le colline sono piene di pale, Sarugi è chiamato il paese del vento, e lui ha fatto un'esperienza come amministratore locale e adesso è un consigliere regionale nel palazzo che c'è a qualche centinaia di metri da qui. Ed ha appena pugnalato alle spalle la sua governatrice, perché vuole il suo posto in realtà. È un politico controverso, ma molto molto amato dalla comunità ogliastrina,
perché ha portato tanti soldi, ha portato tanti investimenti, tanto lavoro. La domanda, il punto di domanda è qual è il lato oscuro di tutto ciò? È un uomo molto affascinante, un uomo garbato, un uomo elegante, un uomo che quando parla ti ipnotizza, ti affascina, ti intriga, però ecco, come si suol dire, non tutto è oro ciò che luccica. E questo personaggio ha sicuramente una parte oscura. Come entra nel romanzo? Il romanzo si apre con il ritrovamento di questo ragazzo di 17 anni, Michelangelo Esu, un ragazzo bellissimo peraltro, che viene trovato su un motoscafo in un lago, nel lago di Sarugi, siamo nella parte più alta della Sardegna praticamente, e viene ritrovato vestito da donna e truccato da donna su un motoscafo nel pieno centro di questo lago. Quel motoscafo appartiene a Daniele Enna, questo politico ora consigliere regionale, e non si capisce perché, proprio nel suo motoscafo, se ci siano dei legami. Lui la notte prima aveva un dibattito pubblico a Ulassai, quindi era nel territorio, ed è in vista come personaggio perché si teme che la giunta regionale andrà a cadere e lui potrà essere il nuovo governatore. Quindi chiaramente c'è bisogno di una sensibilità diversa, con tutti gli occhi della stampa addosso a questo qui, sul cui motoscafo è stato trovato un ragazzo ucciso. Il romanzo si apre così, quindi Daniele Enna è molto presente come figura, si va a indagare il potere, si va a indagare la parte più luminosa e la parte più buia della politica. Allora, purtroppo non possiamo raccontare nulla, però è pieno di colpi di scena, cioè appena uno si rilassa c'è un colpo di scena dal punto di vista della trama, poi c'è un colpo di scena dal punto di vista della politica, è veramente appassionante, lo leggerete molto in fretta. Mi incuriosisce sempre in trame anche così complesse, in storie, in intrecci, il processo della scrittura, cioè per esempio in questo libro da cosa sei partito? Allora, in questo libro sono partito dall'inchiesta, questa volta. Ogni libro è un po' un'isola a sé, cambiano le cose. A volte parto dall'omicidio, a volte parto da un personaggio secondario. Qui sono partito dall'inchiesta del territorio, quelle erano le mie prime costanti. E su quello ho imbastito la trama, che però andava a posizionarsi su una trama più orizzontale, diciamo, che era quella di Eva e Mara. Quindi sapevo già da qualche romanzo prima che io avrei affrontato il rapporto tra Eva e Mara in una certa maniera, il fantasma di Strega, diciamo Quindi così. tu sai già dove stanno andando il prossimo. Sì, anche perché esce a gennaio 27, quindi mi devo anche muovere a scriverlo. Cerco di muovermi con un po' di anticipo, con qualche anno di anticipo, proprio per costruire al meglio le storie. Sono partito da lì e sono partito dal desiderio di regalare rispetto al romanzo precedente ai lettori una storia diversa, che avesse un taglio diverso. Cerco sempre di non scrivere due romanzi troppo simili, quindi se il romanzo precedente era ambientato a Milano per la maggior parte, qua siamo in tutt'altro luogo. Se nel romanzo precedente c'era l'amore di un nonno nei confronti del nipotino, quindi tutte le sfumature dell'amore di una persona anziana che vede la sua vita e declina i verbi non più al futuro ma al passato, qua invece c'è più speranza, si parla di futuro, del futuro dell'isola, del futuro dei figli, del futuro di Eva e Mara come donne, prima ancora che come poliziotte. Quindi parto sempre da tematiche che cerco poi di mettere insieme e penso alla storia per molto tempo. Per esempio il romanzo precedente che ho scritto, Se i gatti potessero parlare, lì ero partito dall'omicidio, cioè come creare il marchingegno perfetto a livello giallistico, e ci ho pensato per un anno. Poi la storia l'ho scritta super velocemente. Qui è stato più complesso trovare l'alchimia tra l'inchiesta, le caratterizzazioni dei personaggi, i segreti e
il racconto del territorio, perché poi non può diventare, cioè devi anche essere molto attento a dosare tutti gli ingredienti, altrimenti il piatto diventa troppo salato o troppo speziato. Quindi quella nella serie di Strega è la cosa più complessa, trovare il giusto equilibrio tra gli ingredienti. Leggi quando scrivi, ci sono degli autori che senti vicino, perché poi un libro, ogni romanzo è una cosa a sé, ci sono più elementi psicologici, più elementi noir. Questo libro a chi si avvicina, a quali autori si avvicina? Allora, leggo molto di più quando scrivo rispetto a quando non scrivo, perché mi immergo soprattutto in autrici e autori che in qualche modo sono affini a quello che io sto cercando di fare. Qua c'è tanto, ci sono tante autrici e autori, più autrici che autori. C'è la carissima Louise Penny, che è questa scrittrice del Quebec, a cui mi ispiro molto, soprattutto nella figura di Strega. Lei ha questo ispettore Gamache, ora è diventato commissario, è un personaggio molto empatico, molto simile per certi versi a Strega. C'è molto Joyce Carol Oates, che per me è una divinità, c'è molta Tana French, ma c'è molto John Nesbo negli incastri di trama, nei colpi di scena, c'è molto Michael Connelly e Ian Rankin nella procedura poliziesca, c'è molto Carlotto per certe dinamiche, Carlotto De Cataldo per alcune dinamiche legate alla criminalità organizzata, e c'è molta poesia, perché era un romanzo in cui c'ha bisogno anche di poesia, di calore dei sentimenti, e quindi un frullatore di letture. Senti, con l'intelligenza artificiale è già arrivata nella tua scrittura in qualche modo l'intelligenza artificiale, non come tema ma anche come aiuto, ormai in tutti gli ambiti, no? Noi siamo dal giornalismo ma anche alle cose più pratiche, tutti ormai fanno i conti con ChatGPT. In qualche modo la usi, ti serve, ti è utile? La uso nel senso che le faccio interrogare le mie trame, e chiedo secondo lei se è una trama che funziona o meno. Mi dice sempre di sì, quindi secondo me non la legge nemmeno. E poi mi è utile per certi versi, perché faccio rileggere i capitoli che ho scritto e le chiedo di trovarmi le ripetizioni. Quindi, sai, in italiano la ripetizione è considerata un errore, quindi che ne so, in un capitolo se lei trova 6 volte la parola perché, io so che devo un po' eliminarla qualcuno. In quello è molto utile. Ho provato anche a interrogarla sulla pulizia delle frasi, cercare di farle fare un po' di editing, però non capisce lo stile, quindi alcune cose ti dice no, questo correggilo, ma in realtà erano scelte stilistiche, quindi per fortuna non conosce ancora lo stile, perché altrimenti scriverebbe lei i romanzi, quindi credo per qualche anno ancora di poter contare sul mio mestiere. A cosa stai lavorando? Poi ti lascio al tema proprio. Possiamo dire già il tema che hai individuato per il prossimo romanzo? Allora sì, è difficile parlarne. Non riesco a fare uno spoiler su questo, ma su quello del 2027. Allora, il prossimo romanzo, quindi quello su cui sto lavorando adesso, è un romanzo che uscirà per Feltrinelli nei primi mesi del prossimo anno, ed è un romanzo un po' più sullo stile dei thrilleristi americani. Sebbene poi ci siano tutta una serie di tematiche molto italiane, soprattutto legate a dei personaggi, sono personaggi nuovi, ed è un romanzo con un apparente serial killer o comunque una persona che è ossessionata dalle unghie delle mani femminili, una sorta di collezionista, mettiamola così. E quindi sono alle prese con questo pazzoide e con 2 personaggi che provano a fermarlo. Ed era un romanzo, io venivo da una storia come La donna nel pozzo, che aveva una sua genesi, aveva tutta una sua filosofia dietro. Qui avevo bisogno di un romanzo più veloce, che desse ai lettori qualcosa di diverso, quindi tanta velocità, tanti colpi di scena,
uno di quei romanzi che ti bevi in 1 o 2 notti, proprio per cambiare passo per un po'. Si intitola Il nido del corvo, che è una citazione di un libro di Agatha Christie. Ci sono 2 personaggi nuovi che mi piacciono molto e mi sto divertendo. 2 scrittori? No. Penso di poterlo dire, sono 2 poliziotti, uno si chiama Daniel Corvo e ha come partner una donna, un'ispettrice un po' più anziana di lui, e per ora funzionano insieme, quindi speriamo che funzioni anche il libro. Quando esce? Gennaio-febbraio 26. 26, quindi cioè, ci siamo, Sì. Pensavo 27, 26. Sì. 27 è il nuovo romanzo di Strega. Ah, ragazzi. È ottobre 26 il nuovo romanzo dei gatti, diciamo. Quindi poi mi vede. Quindi ce n'è. Sai cosa ci vuole? Il film. Ma Eva e Croce le abbiamo individuate le attrici? Allora c'è stato come posso dire, un sollevamento popolare, nel senso che, non so perché, però la gran parte delle elettrici immagina Mara Rice, non so perché, come Geppi Cucciari. Sembra che piaccia. Facciamo l'applausometro. Chi la vuole, Geppi Cucciari? Sì? In realtà, come potete vedere nella copertina, Mara è bionda. Quindi non so, provate a immaginarvi una Geppi Cucciari bionda se ci riuscite. Mentre Eva è un po' più semplice, credo che la votazione popolare l'abbia identificata più in Miriam Leone, da quello che dicono le elettrici. Io mi tengo fuori da queste robe, io riesco a vedere solo gli occhi dell'una e dell'altra e lascio poi all'immaginazione dei lettori e delle lettrici tutta la composizione della fisicità dei personaggi. Lasciamoci con questa domanda a proposito di occhi, alla quale penso che non risponderai. Chi è l'uomo dagli occhi tristi? È un po' il dilemma di tutta la storia. È ambivalente come titolo, e quest'uomo dagli occhi tristi potrebbe essere l'assassino, però potrebbe anche essere Strega. Quindi dovete arrivare alla fine per capire. Cioè ci arrivate stasera se iniziate oggi, perché lo leggerete subito. Pier Giorgio Pulici, l'uomo Grazie dagli Paolo.